Il sogno della stabilizzazione lavorativa, fatto fare in questi giorni ai 22.000 precari degli enti locali siciliani, potrebbe svanire nel nulla. L'emendamento alla legge di stabilità annunciato dal sottosegretario Davide Faraone, che prevedeva la creazione di un'agenzia unica partecipata da Regione, Comuni e Stato, è stato dichiarato definitivamente inammissibile. A dirlo è stato il deputato del PD Giuseppe Berretta, componente della Commissione Lavoro alla Camera. Faraone, che aveva parlato invece del via libera del governo Renzi a una norma speciale solo per la Sicilia, che avrebbe garantito finalmente la stabilizzazione di tutti i precari storici dell'isola, getta acqua sul fuoco e controbatte, affermando che non c'è nessuna bocciatura, ma che il progetto dell'Agenzia del Lavoro va avanti parallelamente all'operazione di risanamento dei conti della regione siciliana. Secondo Faraone, il governo nazionale e quello regionale stanno già lavorando nell'ambito di questa legge di stabilità per trovare una soluzione che risani in maniera strutturale il disavanzo di bilancio della regione. Dai tempi di realizzazione di questa operazione, dice Faraone, dipende la nascita dell'agenzia. E dopo la riscrittura dell'emendamento, continua Faraone, si sta valutando l'impatto finanziario pluriennale che l'Agenzia Unica Partecipata da Regione, Comuni e Stato inevitabilmente comporterà. Per questo, dice, è necessario che la copertura del disavanzo del bilancio della nostra Regione diventi strutturale e non concesso una tantum. Ma i sindacati intanto insorgono e il segretario generale della CGIL Sicilia, Michele Pagliaro, chiede di conoscere la vera ragione per cui l'emendamento è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Lavoro della Camera.